Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibylle. Grazie sempre di essere qui. Sono al consueto appuntamento del venerdì 21:30, che questa volta al consueto appuntamento del venerdì alle 21:34. Sono comunque qui per voi per una mezz'oretta per darvi risposte gratuite con le Sibille, dunque se vi fa piacere mettete pure la vostra domanda, vediamo se ora si vede meglio, sembravo quasi evanescente. Bene, allora carissimi, dunque, mentre aspetto appunto che vi colleghiate un po' di persone, buonasera, buonasera. Oh, che bel nome che vedo lì, Raziel, è un nome che mi è molto caro. Buonasera Stella, buonasera Perla, buonasera Marietto, buonasera Nancy, buonasera Chiara. Bene, bene, abbiamo anche l'angelo di giustizia stasera fra noi, dunque un bellissimo segno. Ragazzi, dunque, vi ricordo che potete porre la vostra domanda, vi risponderò gratuitamente con le Sibille, vi chiedo gentilmente di mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda precisa e se mi chiedete di guardare su qualcun altro, di mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Bene, niente segni zodiacali, niente cose generiche, perché già è difficile così senza avervi in presenza, dunque quantomeno i dati. Non chiedo il cognome perché per ovvie motivazioni di privacy non sto lì a chiederlo, cosa che invece nel consulto privato chiedo anche la fotografia, dunque in questo caso ci accontenteremo di dati parziali, ma cercherò insomma di, come dire, collegarmi a voi per il tramite delle informazioni che mi date. Bene, ovviamente rispondo in ordine di arrivo, dunque approfittate, scrivete subito, perché quando poi già saranno passati 5-10 minuti so già che non riesco a rispondervi, perché generalmente in mezz'ora, avendo io cura di fare sempre delle stese piuttosto approfondite, riesco a rispondere a 5-6 di voi, dunque correte, precipitatevi e non vi preoccupate comunque perché torno nella diretta lunedì sera alle 21:30. Benissimo, detto questo, vi ricordo che siamo il Marietto e io su Facebook. Per chi non conoscesse il Marietto Veneziano, vi invito a iscrivervi al suo canale, cercate appunto il Marietto Veneziano, proprio Marietto Veneziano su YouTube, troverete il suo canale. Anche lui condivide moltissimi insegnamenti e moltissimi video proprio sulla divulgazione della radiestesia, della radionica, anche racconti basati proprio sull'esoterismo, racconti lui li chiama di fantasia. Sul mio canale trovate anche condivisioni di astrologia antica, radiestesia attiva, radionica, ermetismo, c'è un po' di cose interessanti, anche magia, insomma, comunque collegate all'ermetismo. Bene, detto questo, l'ultimo aspetto che mi sento di ricordarvi è che su Facebook siamo presenti nei gruppi I Casti Sacerdotali e poi Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo. Sono questi due gruppi e inoltre collaboriamo col gruppo della carissima Paola Chiarilli, Radionica, Radiestesia, Genese, Magie Varie e anche, dove possibile, grazie anche per l'ospitalità, con il gruppo di Laura Ciofini. Dunque cercateci su YouTube e ultimo, ma non meno importante, il sito ilcapitano.altervista.org, che vi invitiamo ad andare a visitare e a cogliere appunto l'occasione di scaricare in modo gratuito le dispense di radiestesia radionica, dove abbiamo raccolto moltissimi circuiti completamente gratis. Dunque andate pure e prendeteli, scaricateli, fatene buon uso e mi raccomando, se avete dubbi, se avete perplessità o vi fa piacere capirci di più, non esitate a contattare il Marietto e la sottoscritta per consulti privati a pagamento. Benissimo. Allora, e mentre ci sono, che magari vi starete domandando, ma chissà quanto costa un consulto con loro, non vi preoccupate, 20 euro, 45 minuti. Benissimo, dunque,
cominciamo. Ho visto che si sono aggiunti anche Stefania, Antonio, Tiziana, Selli, Federica, un'altra Tiziana, Assunta, Ionela. Bene, mi fa piacere, cominciamo pure. Allora, la prima domanda è di Nancy, che chiede: Nancy, però dovresti mettermi anche la tua data. Chiede se Antonio, 19 giugno 70, tornerà da lei. Per ora sei malinconica, triste, ti manca. Ho visto, è caduta dal mazzo da sola. Allora, Nancy, se puoi aggiungermi la tua data, intanto saluto anche Daniela. Ciao Daniela. Allora, vediamo un po'. Allora, eccola qua la rottura che compare in tutto il suo splendore amplificata dalla ruota del pavone, dunque una rottura che sembra essere stata per incompatibilità di carattere, o quantomeno questo è venuto un po' fuori nell'ultimo periodo. Probabilmente l'attrazione iniziale si è trasformata in qualcosa di apparentemente inconciliabile. Al presente, guarda, si direbbe esserci una figura ufficiale, una moglie, possibile? Io non so se questa persona avesse qualcuno con cui sembra aver riconciliato, o almeno quantomeno cercato di ricucire una separazione. Comunque è in attesa, sta tenendo d'occhio. Ti confesso che ti tiene d'occhio, ti guarda, controlla ogni tanto. Però, allora, quello che posso dire è che nel prossimo periodo comunque abbiamo la possibilità che lui in qualche modo torni a farsi avanti, a corteggiarti, però non lo vedo, non lo vedo concreto. Non sembra molto concreta la sua operazione di avvicinamento. In ogni caso, forse ha delle aspirazioni, dei pensieri, ogni tanto pensa di tornare con te, però poi vedi, non coglie l'occasione, lo vedo bloccato. Non saprei, non sembra un sì deciso, sembra che ci stia pensando, che ogni tanto ci pensi, però non sembra determinato. Andiamo avanti, vediamo Stefania, 30 novembre 79, e Giovanni, di cui non mi hai messo la data, ah sì, 14 marzo 80 più sotto, va bene. Ok, adesso vediamo un pochettino. Allora, vediamo un pochino, anche stasera tra l'altro non sarà una diretta lunghissima perché ogni venerdì Marietto e io ci occupiamo poi dei protocolli di pulizia, dunque faremo poi, probabilmente il Marietto comincerà prima di me, faremo appunto i riequilibri energetici con il pendolino, il mio caro Iside, e appunto daremo un po' una mano alle persone che si sono affidate a noi. Vediamo un po', intanto rispondo a Stefania. Il ritorno di Giovanni, vediamo un po'. Allora, qui il messaggero è uscito anche al taglio di prima, solo che prima era accostato con una notizia spiacevole, invece qui con la riuscita sembra che giunga una qualche buona notizia. Oh, vediamo un po' di
mettere meglio, ecco. Allora, guarda Stefania, io vedo che Giovanni e tu vi siete già riconciliati una volta in passato, c'è già qui un ritorno. Mm, al presente, al presente è possibile che in qualche modo lui tenda a mascherare ancora un interesse nei tuoi confronti, ma può anche essere presente una figura giovane, non so se è una figlia o una donna più giovane di te. In ogni caso c'è, come dire, è presente adesso nella vita di Giovanni, che probabilmente per qualche ragione dà un'importanza a questa persona. O perché collabora con questa persona o proprio perché sentimentalmente o a livello di famiglia collegato a questa persona. Eh, dunque c'è un interesse ma lo nasconde o in ogni caso si compiace per questo interesse. Nel prossimo periodo comunque è possibile che in qualche modo tu riceva delle notizie o delle informazioni legate a un qualcosa, sempre a livello affettivo, ma deve essere un rapporto comunque solido. Vedo poi che in fondo sei lì che non so, forse è lui che si tormenta verso di te, perché comunque rimpiange la donna amata, la donna del passato. Dunque, diciamo che c'è un po' un percorso non chiaro. Sembra un po' che lui abbia un interesse, ma nello stesso tempo che si finga distaccato. O che magari al momento lui probabilmente immagina o senta di essere distaccato nei tuoi confronti, no? In realtà poi lo vedo rimpiangerti e comunque avere dei momenti di gelosia. Potresti anche essere tu gelosa di lui in futuro. Comunque qua non vedo un ritorno. E a dirla tutta, non lo vedo nemmeno più di tanto nell'esito. Sembra che comunque magari ci sia di nuovo qualche tentativo di approccio, che lui magari sia un po' anche dispiaciuto, però sono due carte troppo negative per poterti dire di sì, almeno nel prossimo periodo, magari ci vorrà un po' di più. Vedo che rientra in lui un senso di rassegnazione e questo c'è un qualcosa o un contrasto, dunque la possibilità che ci sia una frattura inconciliabile oppure che possa esserci un segreto poi fra voi nel futuro. Dunque, diciamo che anche qui non vedo per il prossimo periodo grandi cose. Andiamo avanti. Allora c'è Raziel che chiede, Luca, 27 agosto 85, cosa mi aspetta sul lato amoroso? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Per Luca, 27 agosto 85. Vediamo il taglio. Allora, qui c'è un flirt al taglio, un flirt di cui hai nostalgia, ok? Oppure un flirt che ti porterà un po' di malinconia. Vediamo però cosa dicono. Ah, no, non sono neanche inquadrate, eccole qua. Allora, beh, dunque diciamo che
c'è un qualcosa già a partire dal passato, ovviamente io leggo sempre almeno una linea legata al passato perché ci aiuta a capire le condizioni in cui, ci troviamo oggi, perché l'oggi è il frutto delle nostre azioni passate, quantomeno per quello che è la domanda posta. Allora, qua vedo che hai avuto un legame lungo, o comunque un rapporto, se non lungo, quantomeno stabile, solido, e probabilmente c'è stato un o eri veramente molto innamorato, molto preso, oppure in qualche modo ti sei proposto in un certo senso di fare qualcosa, avete parlato, ma non eravate d'accordo su alcune cose. Dunque vedo c'è un qualcosa che qui o eri geloso di un'altra persona che probabilmente corteggiava la persona con cui stavi, e questo spiegherebbe questi 2, oppure effettivamente, ti sei proposto ma non avete trovato un accordo, non eravate d'accordo su qualcosa. Al momento vedo che c'è mh, una ragazza più giovane di te che devo dire o si è presa una cotta per te, però probabilmente o è impegnata, perché qua c'è la carta del ladro. Il ladro in amore è sempre qualcuno che si insinua in una relazione già in corso. Dunque potrebbe essere una ragazza un po' più giovane di te, che ha già un legame, però che si sta innamorando di te. Viceversa, potrebbe essere anche tu che in qualche modo ti stai coinvolgendo nei confronti di questa ragazza. Comunque c'è questa figura. E vedi che c'è anche un segreto? Ma vedo arrivare delle cose interessanti, dunque delle occasioni molto positive, molto fortunate, l'arrivo anche di probabilmente un regalo che non ti aspetti, ma anche la possibilità che comunque si creino delle occasioni. Qua sarai tu a coglierle o meno. C'è anche la fortuna, la speranza, dunque delle situazioni veramente interessanti, però vedo un raffreddamento. Non penso che questo voglia dire un uomo più grande, tanto tanto più grande, credo proprio che a un certo punto sarà il momento di fare forse qualche scelta basata su un giudizio, no? Comunque, mercante, superbia, falsità, morte. Allora, senti, molte opportunità sul lavoro. Sembra che tu abbia la possibilità comunque di incontrare delle persone, però eh, vedi, c'è un po' un qualcosa che non torna, nel senso che al momento non vedo la possibilità che superino il flirt o le lusinghe un po' fini a se stesse. Dunque, la cosa un po' interessante è qui con questa figura, con questa persona. Nel prossimo periodo però potrebbe subentrare, magari perché l'ambiente di lavoro non sarà la situazione migliore, però ci saranno alla fine, insomma, delle cose non durature, almeno per il momento. Per ora, non è che non sono scritte sulla pietra, è un periodo che sarà così. Allora, vediamo un po' Sally che chiede. Allora, vorrei sapere se Antonio, 15 febbraio 88, si lascerà con Stefania, non so la data purtroppo. Ok, vediamo allora di capire se Antonio lascerà Stefania. 15 febbraio 88, vediamo un po'. Beh,
Allora, mi sembra di capire che abbiano già avuto delle difficoltà molto importanti nel passato, forse passato recente, non vedo cose lunghissime, ma sembrerebbe un passato recente dove già c'è una situazione di confusione, l'ha portato forse anche a a una scelta che non era molto contento di fare, però vedo che in fondo sembra proprio che ci sia stato un tradimento che li abbia allontanati. Comunque non c'è rottura, però si è inserito qualcun altro fra loro. In effetti guarda, è chiaro che c'è una situazione dove lui sembra proprio flirtare con altre persone. Questa è la carta dell'allegrezza al cuore, dunque una carta di flirt che ovviamente si creano gelosie per questi flirt, incomprensioni per questi flirt. Sebbene poi compaiono due figure qua, questa è un po' una lettura un po' particolare, compaiono due persone, dunque da una parte c'è probabilmente lui, e dall'altra non so perché, ma compare un'altra figura. Qua dovete capire voi di cosa si tratta, perché non è facile, sembra o un padre o un datore di lavoro o comunque un qualcuno che ha un ruolo a quanto pare nel tenere insieme la situazione. Devo dirti che comunque nonostante leggerezze, nonostante, come dire, ci sia una forma di incostanza e non completa affidabilità su questa relazione, comunque la cosa non la vedo interrompersi. L'unica cosa è che qua sembra esserci comunque una figura, una persona per lui, probabilmente, che non è vicina a lui, qualcuno che comunque con cui evidentemente deve esserci un rapporto di fiducia, ma che non è vicina, potrebbe essere un po' lontana da lui. Comunque ci sono delle resistenze e continua un rapporto non sincero, ma non vedo la rottura. Più avanti, prigione, amore, giovane fanciulla, Imeneo, anche se per un bel po' c'è questa situazione un po' bloccata, posso dire che è bloccata ma non la vedo interrompersi. Dunque non solo non la vedo interrompersi e non sembra che poi si mantenga, si preservi. Dunque dirti, visto che questo è l'esito, che loro si lascino, non riesco a vedere una rottura qui, anzi. Vabbè. Allora, andiamo avanti con la prossima domanda. Dunque, il Marietto dalla regia, che ogni tanto commenta. Dunque, vediamo un po'. La prossima domanda di Federica. Buonasera. Allora, vorrei sapere cosa succederà in amore e sul lavoro. No, devi farmi una domanda precisa, perché non riesco a vedere come faccio. Le carte possono rispondere sia su una questione sia sull'altra, e cioè la stessa carta può rispondermi, per esempio, ti faccio l'esempio, questa è la firma di un contratto, ma anche un'ufficializzazione nei rapporti. Dunque, come faccio a discernere? Sei tu che mi devi dare una priorità. Allora, vediamo se me lo scrivi, ti rispondo se sei collegata, altrimenti passo alla prossima. Questa è una domanda troppo generica per me. Dunque, visto che dici che è un periodo nero, voglio aiutarti, ma sii più precisa. Allora,
Rispondi o scrivi? Ok, l'amore, brava. Vediamo un po'. Vediamo un pochino. Federica, 5 agosto del 66, per l'amore. Mm. Allora, il taglio parla di un cambiamento, ma anche della possibilità che possa esserci uno spostamento, un viaggio, qualcosa. Qualcosa che può essere comunque legato a questioni anche di famiglia. Vediamo un po'. Ora sistemo, ecco qua. Allora, dunque, intanto vi mando i saluti da parte del Marietto che dalla regia scrive che sta andando a fare le pulizie, dunque lui comincia ovviamente prima di me, io mi dilungo un altro pochino. Dunque, vi ho mandato i saluti da parte del Marietto. Grazie Marietto per la tua collaborazione. A domani e buon lavoro. Ciao. Allora, qui ritengo che nel tuo passato devi esserti separata, una separazione non facilissima, forse a causa di un tradimento di un'altra persona, vedo comunque che qualcosa è andato storto, è arrivata poi una situazione legale, oserei dire, dunque trattandosi di questioni sentimentali di una separazione. È un periodo che sei un po' chiusa in te stessa, forse stai elaborando un po' quelli che possono essere stati i tuoi errori, no? E senti di pagare comunque un prezzo abbastanza alto e sei orientata, hai voglia, desiderio di trovare l'amore, vedi che pensi all'amore, a essere amata, hai bisogno, voglia di essere amata. Nel prossimo periodo comunque compare un gran signore, eh? Questa è una carta molto bella per le questioni d'amore, quando compare questa figura è la persona giusta o comunque una persona molto valida. E secondo me, nonostante ho una situazione confusa, ho un momento di veramente, come dire, quelle situazioni dove ci sono interferenze anche di altre persone che creano, generano confusione con le loro chiacchiere o comunque un momento di contrarietà. Mi vai a incontrare questa persona. Dunque, all'inizio magari può essere così, come ti ho detto, emergere un po' dalla confusione, però finalmente ricevi un via libera. Questa è una carta di sblocco molto importante. Ehm, Solo che vedi ci sono delle difficoltà, forse le chiacchiere o le parole avranno un ruolo importante in questo contesto, sia all'inizio sia dopo, vedi che ci sono comunque degli ostacoli in qualche modo, qualcuno che cerca di interferire. Dunque, mi vai a incontrare questa persona, ma sarà difficile far avviare questa situazione, questa cosa. Ehm, diciamo che probabilmente
o un incontro, un colloquio con qualcuno, potrà non essere del tutto piacevole o positivo, potresti sentire delle tensioni, oppure ci sarà un motivo di scontro in qualche modo e c'è un qualcosa da rivalutare, da rilanciare, da qualche dunque tu devi veramente elaborare una strategia poi, non so di che tipo, però potrebbe intanto essere una persona che incontri per questioni lavorative, oppure sarà una persona, che si occupa di commercio, un piccolo imprenditore, qualcuno che comunque ha la capacità di tirare l'acqua al suo mulino ed è anche un personaggio in gamba, abile, conosciuto. Però questa persona ha delle situazioni che quando verrai a scoprirle genereranno un po' un dispiacere. Dunque c'è qualcosa che, insomma, l'incontro lo fai, ma fai attenzione, non ti coinvolgere del tutto, studialo bene prima di lasciarti andare o di fantasticare qualcosa con lui, perché vedo che ci sono dei contrasti, qualcosa non chiaro. Ok. Allora, rispondo ancora a una domanda. Tiziana, che chiede se avrà un rinnovo di contratto o una promozione. Vediamo. Tiziana, 25 febbraio del 69. Allora, Tiziana, per il lavoro, vediamo un po'. Ma sembrerebbe un taglio positivo. Caspita. Allora, ascolta. Dunque, è certo che il lavoro a te t'ha fatto piangere, non è stata una cosa semplice. Non hai avuto molta e grande fortuna in passato col lavoro. Probabilmente devi aver avuto anche delle problematiche legate a una donna, che era più grande di te, comunque qualcosa che insomma di infelice, veramente, ti ha turbato parecchio. Adesso vedo che è un lavoro che ha a che fare, che magari non è proprio dietro l'angolo, non è dietro casa, comunque potrebbe essere è legato, non so, un posto di mare o vicino a un lago, un fiume, comunque può essere, non è proprio vicino a casa. Ed effettivamente, guarda, che io vedo che la cosa va, vedi che c'è un ritorno, un rinnovo del contratto, però non sarà facilissimo, perché vedi che c'è da lottare, avrai delle discussioni con un collega, fai attenzione, ma anche qualcosa che verrà fatto a tuo danno, eh. Dunque stai con tanto d'occhi in questo posto di lavoro. Comunque il rinnovo c'è, vedi? Anche qui c'è la conferma. Addirittura potrebbe giungere anche un altro tipo di proposta, forse sempre all'interno dello stesso contesto. E vedi, un qualcosa che si conferma ma che in qualche modo è nuovo e sembra anche con gratificazione economica, però come ti ho detto, attenta, perché ci sono delle situazioni che non devi sottovalutare in nessun modo. Ok,
Allora, rispondo veramente all'ultima, perché ho visto l'Assunta con una domanda, le faccio una risposta al volo e vi ricordo, tornate pure lunedì alle 21:30, sarò di nuovo in diretta, dunque potrò rispondere alle persone a cui non sono riuscita a dare una risposta. Comunque ho visto che sono apparsi alcuni amici che non chiedono da un po', possono farsi tranquillamente avanti nel prossimo incontro. Dunque so che molti per rispetto nei miei confronti hanno lasciato posto ai nuovi, adesso è passato tanto tempo, dunque non vi preoccupate, fate pure la vostra domanda. Allora, rispondo ad Assunta velocemente, 14 febbraio 55, domani avrò una riunione con i miei fratelli per la casa in comune ed eventuali lavori da fare. Avrà esito positivo? Vediamo un po'. 17 febbraio. Il 17 febbraio è la riunione o no? Perché hai detto domani. Il 17 febbraio allora è la tua data di nascita, va bene. Allora, vediamo l'assunta. Beh, con qualche contrasto ci proveranno, ma sembra comunque una carta di sblocco, di riuscita. Allora, Assunta è dura, non è facile, sono degli ossi duri, in passato tra l'altro, guarda, militare, morte, sacerdote, diciamo che non è stato semplice, sono stati anche duri con te, ti hanno costretto anche a un senso di isolamento e forse anche, vedi qua, la figura comunque di un legale, dunque diciamo che ci sono delle situazioni particolari che però sono cambiate in tuo favore. Adesso al presente comunque ancora fate fatica a capirvi, vedi che c'è la riunione, ma ci sono i sospiri, c'è la nemica, dunque durante questa riunione non sarà tutto semplice, ok? E sentirai che probabilmente una persona in particolare ti darà proprio la sensazione di tradirti in qualche modo, o forse di pugnalarti alle spalle, diciamo così. Però è il giorno della verità, vedo che dirai delle verità. Comunque le proposte di sistemare delle cose non saranno facilmente accolte, vedi che ci sono delle lacrime e delle discussioni che si genereranno ancora, però poi vedo un uomo, forse uno dei tuoi fratelli, volgere in tuo aiuto, o comunque una figura, potrebbe essere anche tuo marito, di sostegno. È vero che probabilmente nella riunione con i tuoi fratelli non c'entrerà più di tanto, però non sarà semplice. Però se tu riuscirai a stare tranquilla e a usare l'intelligenza, non serve essere furbi, serve essere intelligenti, dire cose intelligenti e fare le scelte intelligenti. Dunque questo basterà, perché vedo che comunque l'esito per fortuna è nettamente migliore, dopo tanto tempo comunque e tanti blocchi, tanti impedimenti, tante difficoltà, vedo che alla fine, vedi qua, che c'è comunque un esito molto positivo. Non sarà semplice, Assunta, però l'esito è positivo. Benissimo, questa volta veramente vado perché mi aspetta del lavoro e dunque io ringrazio tutti per la partecipazione. Ricordo che il venerdì facciamo le pulizie radiestesiche per le persone che appunto hanno richiesto e hanno piacere, hanno trovato magari qualche giovamento dalle pulizie e dunque ora mi dedico ai miei assistiti. Mi ricordo però che lunedì alle 21:30 sono di nuovo qui per consulti gratuiti, per una domanda gratuita, dunque vi auguro di trascorrere un bellissimo fine settimana, buon San Valentino
E a presto, vi abbraccio tutti uno ad uno e grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e a presto.